Scrivete qui sotto nei commenti Forza Napoli, lettera per lettera, e chi ci riuscirà senza essere interrotto gli lascerò un bel cuore rosso. Sarò con te. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Superano. Siamo qui oggi con un nuovo video. Oggi contenuto pazzesco perché sono per la prima volta ad assistere ad una partita europea del Napoli. Sono in tribuna, infatti ringrazio Socios per l'invito. Napoli-Barcellona, dopo l'andata 1-1, ma non sono solo. Raga, con me c'è Roberto per la prima volta. Felice? Sì, forza Napoli, sempre. Ragazzi, adesso ci dirigiamo allo stadio. Vi chiedo di lasciare tantissimi mi piace per sostenere il contenuto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e scrivetemi qui sotto nei commenti il migliore e il peggiore del Napoli di questa partita. Andiamo dentro con lo stadio. Contenta? Sensazioni? Ci siamo, stiamo per entrare nell'arena di Fuori Grotta. Sei dentro? Amo, qualche volta dobbiamo andare là. In curva? Vuoi andare in curva? Va. Quanti mi piace e ti porto in curva? 500. 500 mi piace e mi porta in curva. A fare i pazzi. Abbiamo beccato in tribuna dei tifosi del Barcellona. Ragazzi, che sensazioni avete? È la prima volta, scusate perché l'italiano fa cagare, è la prima volta a Napoli, è la prima volta a San Paoli, ma la sensazione è veramente potente. Me tengo una mala notizia, che il Barça va a ganar! No! Dai Napoli, dai! così. Ma come si fa a battere un calcio d'angolo così? Ah! Come mangia la telecamera?
solista così. Io non ci credo, cioè, veramente mi sembra di sognare. Hanno questi qua dietro, se non se ne vanno a Pusci. Cioè, chissà come si stava tirando un rigore, solo si stava. Io intanto un altro tiro, stanno facendo qua sulla loro. Io non ci voglio credere! Vamos! Voglio finire il primo tempo, siamo in svantaggio, ma un Napoli che non mi sta piacendo per niente, errori su errori. Terzo gol veramente faccio fatica a capirlo, stiamo facendo fare tutto quello che loro vogliono, non arriviamo su mezzo contrasto a centrocampo. Questa è una cosa positiva, speriamo nel secondo tempo. Senza parole. Li stanno facendo fare tutto quello che vogliono. Stanno giocando solo loro su questa fascia, chi si non ferma nessuno. Figure in merda rimane, però poi finisce qua questa partita vergognosa da parte del Napoli, una partita vergognosa e tra l'altro anche inutile, proprio senza senso. Abbiamo segnato 2 gol chissà come, gli abbiamo fatto fare tutto quello che volevano. I loro gol, ma proprio stupidi. Poi abbiamo regalato tutto. Stupidi proprio. Abbiamo regalato tutto quanto loro. Comunque voglio sempre forza Napoli. Lasciate tanti bei mi piace, commentate col migliore e col peggiore, noi ci becchiamo nel prossimo video. E sti 4 scemi spagnoli qua dietro. Ciao, aiuto. Aiuto, aiuto buono, aiuto.